Le analisi fatte a Padova lo hanno confermato. Due anziani padovani, entrambi di Voeganeo nella zona dei Colli, sono risultati positivi ai primi test sul Covid-19 e sono stati immediatamente ricoverati nel reparto malattie infettive dell'azienda ospedaliera in isolamento. Ora i campioni sono stati inviati per riscontri all'Istituto Spallanzani di Roma per i secondi test. Soltanto dopo questi risultati si potrà avere la certezza dell'effettivo contagio. Subito è scattato il protocollo di allerta della Regione Veneto con il presidente Luca Zaia, che ha tenuto una videoconferenza con il capo nazionale della Protezione Civile Angelo Borrelli. Ovviamente ancora da capire la fonte del possibile contagio, mentre si stanno valutando le misure da prendere per affrontare il caso. Il numero verde da chiamare per informazioni sul coronavirus, domande e risposte è il 1500 ed è stato attivato dal Ministero della Salute lo scorso 27 gennaio. Il numero è utile anche per effettuare una sommaria diagnosi prima di chiamare il 118, evitando di andare da soli al pronto soccorso. Le autorità invitano a prendere in considerazione soltanto le notizie ufficiali fornite dalla Regione Veneto.